Bene sì ragazzi, siamo qui al cospetto di Sua Maestà, la regina delle Dolomiti, la Marmolada. Qui alle nostre spalle vedete il lago ai suoi piedi, lo stupendo Fedaia, omonimo appunto del passo Fedaia che è qui davanti a noi. Guardate che roba, la Marmolada alle spalle dei fratelli Tessari, il suo ghiacciaio imponente. E con Carlo Budel là da qualche parte appunto a Penia. Fa un caldo notevole anche qui a 2000 metri e vabbè, va così. Comunque adesso andremo a bere una birra a Rifugio Castiglioni e dopo vi mostreremo il panorama, si vede da qua sotto. Ecco qua, caro Davide, birretta a 2055 metri, con marmolado sullo sfondo. Ecco, vedete, ci siamo spostati all'esterno perché da sotto l'ombrellone non si vedeva niente praticamente. Guardate la birretta in primo piano e sullo sfondo la regina delle Dolomiti. Meraviglioso. Guarda, vedi come ti sembra la birretta da Castiglioni. Birra e soprattutto ombra. Paradiso. Adesso è sopraggiunta anche una bella nuvola qui davanti, si sta veramente da Dio. Giornata nel cuore dell'Alto Adige. È al confine col Veneto adesso. Guardate che panorama fantastico a 360 gradi. Guardate il lago, che figo. Questo è il Gran Vernè qua davanti. Ecco cari miei, qui i fratelli Tessari vi auguro una buona visione perché abbiamo la corriera proprio lì davanti. Che ci aspetta probabilmente gli ultimi. E niente, ci auguriamo che questo video vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi. C'è la regina delle Dolomiti, Gran Vernè e altri. È stata veramente una bella collezione di cime incredibili. Oggi abbiamo fatto un'immersione di Dolomiti che è metà basta. Niente, insomma, adesso però mi ha fatto aumentare la voglia di venire a escursionarla questa Marmolada. Vedremo cosa riceverà il futuro. Intanto qui dai 2055 metri del Fedaia è tutto e ci rimandiamo alla prossima escursione. Esatto. Thank you.